Buongiorno Renzo, Professor Maggi, lei è sempre un ritornati, piacere stare insieme a lei e siamo ritornati è pieno nel di luogo gente, del anche primo diritto. nel luogo se del- sentite parlare, perché giustamente siamo all'interno di un centro commerciale dove c'è la gente che cioè, parla ed ha perfettamente Tra ragione. l'altro siamo proprio in mezzo alla gente, cioè siamo in un angolo ma in mezzo alla gente, in mezzo alla gente ma in un angolo, non disturbiamo nessuno. Vuoi che faccia vedere quanti anni abbiamo? Come Noi fai? ricordiamo Ernesto Calindri, Noi ricordiamo Ernesto che sono noi vecchiotti, sappiamo chi era e chi era il Cinarro. Ecco, il Cinara era cos'era? Un digestivo, È una amaro, lo so, un amaro, comunque a base di carciofo. a base di carciofo, e colui che era il protagonista pubblicitario del coso era un attore che si chiamava Ernesto Calindri. Che è campato fino a 100 anni. Persona simpaticissima, mi pare che avesse due grandi baffi. Ernesto Calindri, no, non aveva Non due avevi grandi baffi, baffi, te l'ho perdonata, però. mi sbaglio con altro. Eh, E questo signore diceva, beviamo Cinar contro il logorio della vita moderna. E mentre beveva il Cinar era in mezzo alla strada e le auto esatto, lo quindi sfioravano. è Allora, più o meno uguale oggi. per fortuna non abbiamo le auto. Allora, tu sai che sono basso polesine centrico. Lo so. Allora, io devo Ma no, fare. guardi il professor Maggi, Non- che non- non è mica un È difetto, vero, sa. non È c'avevi un, il sospetto che lo fosse. è un pregio. Va bene, questo È un pregio. grazie. Voglio fare i complimenti all'amministrazione comunale di Portotolle per la festa del riso e per una cosa importante, un'eccellenza del territorio, eccetera, eccetera, che stanno cercando di far valutare sempre di più. E hanno fatto una serata di gala chiamando tutti i protagonisti politici, militari, amministrativi della nostra provincia. Per me è una cosa rarissima riuscire a portarli tutti a Portotolle. Bravo. Guardi, le sembrerà strano, le sembrerà impossibile, ma mi associo totalmente a quello che lei ha detto, al di là della battuta. Sì. Il comune di Portotolle ha fatto veramente una cosa di prestigio, valorizzando in modo non banale fra l'altro è vero, ha invitato tutti, il No, prefetto, ma caspita, il commissario, Caterino, esatto, il dottor Caterino ha fatto veramente una bella no, sono cosa. stati bravi, quindi facciamo i complimenti. Naturalmente il sindaco, sai che l'organizzatrice era Tania Bertaggia, l'assessore. Sì, l'assessore. Quindi, chapeau. Lei sa, Cosa? professor Maggi, perché si dice Pila? Perché Pila prende questo nome? Lo so, vuoi che lo dico? Sì, lo devi dire perché lo sai. Pila perché c'era la pilatura del riso. Bravissimo. Va bene. Pila non perché c'era una pila, ma Anche perché lì c'è l'isola della batteria, c'è l'isola della e poi c'è il batteria, faro. e poi c'è il Allora, faro. c'è tre cose insieme. Poteva essere E perché l'isola della batteria si chiamava l'isola della batteria? perché era un presidio militare. Ma quante Sì, ne so? ma te sai, c'era una batteria contraerea e chiamavano l'isola della batteria. Ma lei sembra quasi che sia innamorato del Basso Polesine. Io sono innamorato del Basso Polesine, però ti faccio una confidenza. Sto studiando e sto conoscendo l'Alto Polesine e l'Alto Polesine mi sta stupendo con effetti speciali. Comincia a piacermi molto, 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 che assolutamente non lo conoscevo. Come il Basso Polesine, cioè come l'Alto Polesine non conosci il Basso Polesine. Infatti lei ha detto in modo molto semplice ma molto diretto una grande verità. Tantissimi non conoscono il Basso Polesine e poi quando lo conoscono ne apprezzano le meraviglie ambientali e non solo. Tantissimi non conoscono l'Alto Polesine e ne apprezzano le meraviglie anche delle relazioni umane, eccetera. Visto che parliamo della festa del riso, eccetera, ma per far conoscere ai polesani per primi, ma al mondo intero o perlomeno alla regione questo territorio, dov'è che sbagliamo nella comunicazione? Ma in realtà noi non sbagliamo, avremmo bisogno di un progetto finanziario, avremmo bisogno di più risorse. L'Alto Polesine e il Basso Polesine sono profondamente diversi e spesso bisognerebbe cominciare a far conoscere l'alto al basso e il basso all'alto. Però per fare questa operazione purtroppo abbiamo perso tanti treni, abbiamo perso un'infinità di treni, ma se dovessimo cominciare domani per fare questa
questi circuiti, eccetera, minimo ci vogliono 10 anni. Ci vuole tanto tempo. Ci vuole minimo 10 anni, quindi Mi permetto di turbarla facendole una domanda. Perché si dice basso Polesine e alto Polesine? beh, in teoria per la morfologia che siamo fatti a Sigaro, quindi è facile individuare che verso nord Ma non potrebbe essere. c'è l'alto Sigaro e il basso Sigaro. Non lo Perché so. sono... E quindi? E quindi, ma lei vuole che glielo dica, Sì, ma ma io glielo dico molto anche perché volentieri. dopo tutte queste pillole di saggezza che mi inietti, Rimangono no, dopo io me le giro. Ah, lei è bravissimo. Sì, poi dopo. Rimangono però rimangono nel web. Eh, La spiegazione l'ho realmente vista e capita in un quadro che ho visto nell'ufficio del sindaco di Ariano Polesine. Chiedo scusa, il sindaco del comune di Loreo, Ah, che è anche Moreno presidente Gasparini, del parco, si chiama Moreno Gasparini. Perché? Perché fino al Settecento il delta del Po veniva disegnato con la foce che guardava in basso. È dal Settecento, poco più del Settecento in poi, che il fiume viene disegnato orizzontale. ah, Quindi il basso Polesine era perché nel quadro e nelle foto c'è la parte alta e la parte era bassa. basso. E quindi basso, me lo mandavo da piccolo, ma perché io chiamo basso Polesine? Ecco la ragione. E questa qua me la vendo. E questa se la venda, Sì, questa me la vendo. professor No, Maggi, a un se certo la punto, venda. quando ci troveremo con amici, ma sapete perché si dice? Professor Maggi se la venda, questa me la se la vendo, vende come vuole. Comunque, bravo, bella operazione di marketing a Sì. Portotolle, Portotolle sono stati però ragioniamo che purtroppo bravi. se vogliamo lanciare che il nostro territorio diventi perlomeno simile a altre zone del Veneto, la parte alta, eccetera, Crediamo di più in noi stessi. primo, però ci vogliono altri 10 anni, quindi prepariamoci che non sarà Lanciamo una immediato. sfida a tutti. Proviamo a lanciare una sfida. Sì. La sfida potrebbe essere questa. Cari amici, sindaci, amministratori, dirigenti, cittadini normali, professori universitari, analfabeti, chiunque. Elaboriamo un'idea, 2 idee, 3 idee, 5 idee. Progettino attorno a queste 5 idee e chiediamo all'istituto finanziario più importante, proprio perché non ha scopo di lucro della nostra provincia, che è la Fondazione, di esaminare se questo progetto, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di esaminare se questo progetto può essere degno, in modo che gli italiani che vivono in provincia di Rovigo e anche i non italiani, cioè tutti, apprezzino e imparino cosa vuol dire abitare nel Polesine. Perché è vero quello che dice il professor Maggi, io che sono basso Polesine centrico non conoscevo nulla dell'alto Polesine e adesso lo apprezzo. Ti faccio un'altra provocazione, quello anch'io guardo in camera come hai detto tu. Perché Allora, Benetton Film Commission 60 milioni di euro, fanno una fiction sul Polesine con 3-4 stagioni porterebbe un beneficio al nostro territorio che potrebbe cambiare da così a così. Quindi, polesani, cominciamo a chiedere ai nostri politici di riferimento che spostino delle produzioni televisive attraverso appunto Veneto Film Commission o altro per fare una fiction sul delta, virgola, assolutamente però che non si parli ancora di un delta povero con l'alluvione dietro le cose, un delta moderno che si confronta anche dal punto di vista cinematografico con il resto del mondo e non con il resto dell'Africa. mi complimento con l'idea che è assolutamente originale. Complimenti. Ci vediamo Meditate. al prossimo. Meditate, ci vediamo al prossimo sprizzetto.